Natale tutti più buoni, non le forze dell'ordine. Non sarà una zona rossa da mezze misure quella che aprirà le festività natalizie. Il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà assicura rigidità e puntualità nei controlli, tanto da confermare di aver chiesto agli uomini delle forze dell'ordine uno sforzo in più nei turni. Chi lavora, e sono la maggior parte, ovviamente fanno turni molto pesanti. Si tratta di fare, come dire, l'ultimo rush prima che arrivi il vaccino e quindi direi inutile, non condivido molto il continuare a lamentarsi di questo Natale un po' sacrificato, perché credo che la posta in gioco sia più alta. Nessuno sconto dunque, nemmeno a Natale. Tutti saranno chiamati al rispetto delle regole. Bar e ristoranti, negozi chiusi nei festivi e nei prefestivi, ma è sugli spostamenti delle persone che si concentreranno maggiormente i controlli. I confini comunali saranno presidiati nella grande viabilità e nelle strade di periferia. Sono previste multe da 400 a 1000 euro per chi venga trovato fuori comune senza un giustificato motivo. Sappiamo che c'è l'autocertificazione, le autocertificazioni devono essere credibili perché poi vanno controllate e quindi nessuno si azzardi a dire delle cose che non sono vere, perché poi scatta anche dei meccanismi di denuncia per false dichiarazioni e quant'altro. Chiuso intanto definitivamente il piano per il rientro in classe degli studenti al 7 gennaio, tratte rinforzate con mezzi e fino al 23 orari scaglionati. 80 pullman in più sono stati arruolati per garantire il doppio turno. Abbiamo trovato la disponibilità della scuola a prevedere in alcuni plessi, sono in fase di individuazione, per massimo 2 settimane, ma potrebbero essere anche di meno, una entrata differenziata, in modo da fare in modo che un'aliquota di ragazzi possa essere accompagnata a scuola con un doppio giro, diciamo, dei mezzi disponibili.